Buon pomeriggio e ben ritrovati da Mirko Cavallin in postazione in diretta questo pomeriggio speciale, ancora una volta diverso dal solito. Ben trovati in diretta sulle frequenze di Blu Radio Veneto, ben trovati anche in streaming sul sito www.quattropassi.org. Siamo in diretta dalla Fiera Quattro Passi a Treviso, parliamo quindi di commercio eco e solidale e di tutto ciò che ci sta intorno, il primo di 5 giorni di affluenza, speriamo notevole, e di solito sempre così, nelle 11 precedenti edizioni è stato così, una presenza che di solito sfiora le 30.000, quest'anno con un giorno in più perché la fiera inizia appunto oggi, sabato 29, prosegue anche domani, domenica 30, e approfittando della giornata del 1° maggio, e poi nel weekend successivo, sabato 6 e domenica 7. È leggermente anticipata la fiera quest'anno rispetto al normale, alle abitudini, perché come saprete il weekend successivo, quello del 14 maggio, Treviso sarà completamente dedicata alla Dunata Nazionale degli Alpini, che porterà circa 500.000 persone in città. Tema di quest'anno, appunto, inglobando anche la festa del 1° maggio, è futuro al lavoro, per un lavoro capace di futuro. Un tema che svilupperemo con i nostri ospiti nella nostra postazione, che al momento è alquanto deserta, ma contiamo che nel pomeriggio insomma si popoli un po' di più la postazione che quest'anno è stata approntata. Svilupperemo appunto questo tema del lavoro attraverso alcune parole chiave. A noi oggi tocca il tema della partecipazione, e avremo diversi ospiti che poi man mano presenteremo. Nei giorni successivi, sempre da questa postazione, si parlerà di innovazione nella giornata di domani, e poi del 1° maggio, quindi giornata proprio del lavoro, lunedì. Sabato 6 si parlerà di sostenibilità e domenica 7 di dignità. L'unica incognita è quella del maltempo, come sempre. A noi quest'anno non ci tocca perché siamo tranquillamente all'interno del foyer, nella sede della provincia di Treviso. Contiamo di avere più tardi, si sta svolgendo proprio in questi minuti l'inaugurazione ufficiale all'ingresso del Parco Sant'Artemio. Contiamo di avere anche il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che è anche sindaco di Castelfranco Veneto. Ci sarà in questi giorni anche la presenza del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, la festa del 1° maggio con i sindacati, un convegno sul report del commercio eco e solidale, il tema dell'alternanza scuola-lavoro, la campagna crowdfunding. Sono tutte cose che segnaleremo man mano anche da questi microfoni. Questa postazione che si chiama Radio Quattro Passi, in cui si alterneranno anche altre testate nei prossimi giorni, quindi salutiamo in anticipo tutti i colleghi che poi qui arriveranno. Tocca a noi ormai da anni, Blu Radio Veneto, e anche prima che si chiamasse Blu Radio Veneto, presente a questa fiera, quando non era così grande, ma era un po' più piccolina. E allora cominciamo con un contributo registrato alcuni minuti fa con un amico di Blu Radio Veneto e organizzatore appunto della fiera Quattro Passi. Al microfono di Elena Mattiuzzo, Alessandro Franceschini. Prego la regia. Grazie Mirko, e rubiamo qualche minuto subito ad Alessandro Franceschini, vicepresidente di Altromercato e uno dei fondatori della Fiera Quattro Passi, che è in fase di inaugurazione proprio in questi minuti con le autorità, e quindi poi ti lasciamo scappare. Alessandro, 12ª edizione, futuro al lavoro, molte novità, ma soprattutto una ricca fiera anche quest'anno. Sì, quest'anno veramente, tra l'altro, complice un bellissimo tempo, dopo qualche giorno in cui abbiamo temuto, e la fiera appunto sta partendo, è già piena di gente, anche se deve ancora aprire ufficialmente, stiamo aprendo in questi minuti, e tante novità, perché quest'anno, a partire dalla fiera, dalla Radio Quattro Passi, che vedete insomma già operativa, ma anche tante novità rispetto al tema. Il tema futuro al lavoro l'abbiamo voluto declinare in due chiavi di lettura. La prima: in fiera vedrete già il lavoro nel futuro all'opera, cioè nel senso vedete già il futuro come sta lavorando, come tramite proposte di economia solidale e sostenibile è già operativo, ok? Ma anche vogliamo dare un futuro al lavoro. Abbiamo inglobato il 1° maggio tra le date, spostando un po' la fiera rispetto alle precedenti edizioni, proprio perché
vogliamo sottolineare questo aspetto di quanto l'economia solidale, quindi l'economia legata alla sostenibilità sociale ed economica, sia capace di creare lavoro. E noi vedremo tante iniziative in fiera, ci sono oltre 150 espositori, c'è un calendario di oltre 100 eventi tra laboratori, conferenze, spettacoli. Ci sarà il 1° maggio pomeriggio il concerto qui ospitato in fiera provinciale organizzato da appunto CGIL e Cisle Will, quindi il programma è veramente ricco. Abbiamo anche degli espositori particolari, ma ne parleremo durante Radio Quattro Passi nei prossimi giorni, perché abbiamo degli espositori che abbiamo fatto venire in fiera grazie a un'iniziativa di raccolta di crowdfunding, quindi di raccolta fondi dal basso, che sta dando grandi risultati. Che però insomma invitiamo ad andare a vedere la piattaforma, si trova tutto sul sito quattropassi.org, dal quale state seguendo anche questa diretta streaming, quindi si può trovare tutto. Bene, ti lasciamo andare all'inaugurazione. Un'ultima cosa, mi raccomando, se volete venire in fiera nei prossimi giorni, cercate di lasciare a casa la macchina o comunque di lasciarla lontana, perché temiamo appunto, come è successo in altre edizioni, dei problemi appunto legati al traffico, e poi questa è una fiera della sostenibilità ambientale, per cui con queste giornate è molto meglio venire a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici. Grazie. Appunto fate 4 passi e quindi mezzi pubblici, biciclette, bus navetta, trovate tutte le indicazioni anche in questo caso su quattropassi.org, che è il nostro sito. Grazie Alessandro, ci vediamo in questi giorni. Mirko, ti restituisco la linea. Grazie Elena, grazie Alessandro. Allora, ancora una volta benvenuti e vi aspettiamo, insomma, se già conoscete la Fiera Quattro Passi, questa 12ª edizione dovreste venire, perché insomma è un appuntamento abituale, una volta all'anno. Se non la conoscete, approfittate di queste 5 giornate, oggi, domani, lunedì 1° maggio e poi sabato 6 e domenica 7. Il lavoro, come detto, al centro della nostra discussione. Mi ha già raggiunto in postazione un ospite che è Antonio Rebuff, grazie, tra poco sarà con noi, intanto si è accomodato e ha preso la misura appunto della nostra postazione. Segnalo la campagna di crowdfunding, sono davvero tantissime, non c'è spazio per tutti in questa postazione, ma la fiera è davvero ricchissima. Parliamo di questo primo crowdfunding per sostenere gli espositori della fiera. Si chiede dunque ai cittadini di contribuire all'adozione di un espositore, una piattaforma che è messa a disposizione da Banca Etica per favorire e supportare la presenza qui in fiera dei produttori di Lampedusa, di quelli delle zone terremotate del centro Italia, la realtà dell'economia carceraria, i produttori del commercio eco in Palestina e una cooperativa in Puglia che coltiva terre confiscate alla mafia. L'hashtag, perché ormai siamo tutti tecnologici, l'hashtag da utilizzare anche per le ricerche su Twitter e su Facebook è adotta un espositore F4P. Lo ripeto, cancelletto, adotta un espositore, F maiuscolo, 4 in cifra, P, Fiera Quattro Passi. In questo modo si promuove l'iniziativa partendo dal basso col contributo di tutti, si contribuisce a portare proprio in questa edizione 2017 alcune realtà che vivono in zone o situazioni particolari che sarebbero in difficoltà per sostenere i costi del viaggio e la permanenza a Treviso. Sarà così possibile avere anche i testimoni di realtà dove trovare un futuro al lavoro, che è il tema di questa edizione, è una necessità di primaria importanza. Le donazioni sono fiscalmente deducibili, a tutti i donatori sarà inviata alla chiusura della campagna la rendicontazione del progetto. Ne ha parlato poco fa proprio Alessandro Franceschini, ma ho ribadito produzionidalbasso.com per ulteriori riferimenti, cercate Fiera Quattro Passi, altrimenti www.quattropassi.org dove c'è tutto il dettaglio e anche il programma ricchissimo su cui poi magari daremo qualche ulteriore informazione. Secondo contributo, anche questo registrato con il dottor Angelo Brega. Parliamo di un convegno che è in corso proprio in questi minuti, per questo il contributo, l'intervista è stata registrata, convegno promosso dall'ULS 2 Marca Trevigiana che si intitola Estremamente semplice, piccolo gioco di parole che adesso sviluppiamo col nostro ospite.
Mirko, abbiamo dovuto anticipare questa intervista perché in contemporanea a Radio Quattro Passi c'è anche il convegno proprio estremamente semplice organizzato dall'ULSS 2 che è in corso nell'auditorium qui della provincia di Treviso. Estremamente semplice è un convegno, certo, ma è anche una mostra fotografica che si può vedere nel foyer in questo primo fine settimana della fiera. È un lavoro chiamato Montagna Terapia che vede coinvolti un piccolo gruppo di pazienti, gli operatori sociosanitari dell'ULSS e l'associazione Equilibero. Un lavoro, quindi un progetto appunto di montagna terapia per soggetti con patologie mentali, del quale parliamo subito con Massimo Galiazzo, che è il referente della macrozona Veneto e Friuli Venezia Giulia proprio per questo progetto. Raccontaci Massimo com'è nato e soprattutto come è stato sviluppato. Il progetto nasce, come si diceva prima, da questa associazione che svolge dell'attività di montagna terapia con il CSM di Dolo e Mirano, e la mostra fotografica nasce con l'idea di comparare un'istituzione totale come il manicomio di San Servolo di Venezia con le uscite di montagna terapia. Quindi gioca con le foto e con delle riflessioni a latere nel paragonare che cosa è cambiato nell'accompagnamento al disagio mentale, anche per organizzare poi un convegno sul quale poter riflettere che senso ha oggi l'accompagnamento alla montagna terapia, perché si può chiamare riabilitazione e come utilizzarla. Ecco, siamo in un luogo, tra l'altro Massimo, significativo, ora sede della provincia, ma questo per molti anni è stato l'ospedale psichiatrico della provincia di Treviso e non solo, quindi portare qui questo progetto ha un senso ancora più profondo. Sì, certamente, anche perché la mostra ha proprio questa idea di spostarsi di provincia in provincia per riuscire ad aggiungere dei vagoni alla mostra stessa con le foto dei gruppi di montagna terapia delle province che incontra. Infatti qui ha aggiunto 2 nuovi vagoni che sono legati ai centri di salute mentale che fanno montagna terapia qui nel Trevigiano. Un'altra cosa che ti chiedo è questa: da tanti anni ormai abbiamo sdoganato un po' la malattia mentale, anche se rimane ancora forse un po' un tabù rispetto ad altre patologie. Quanto progetti come questo possono aiutare in realtà non solo l'integrazione ma anche forse a una maggiore consapevolezza culturale? Sarebbe da dire moltissime cose, il convegno spero che possa tirarne fuori alcune. Diciamo solo che basti pensare che la montagna parte con un'uscita, mentre invece il manicomio partiva con un contenimento. E la mostra è anche l'occasione di vedere come il contenimento ha dei volti anche moderni, nuovi, di altro tipo ma ancora attivi, e quindi è occasione di riflettere su tanti aspetti della salute mentale. Al di là che la parola montagna terapia, se chiamarla per forza terapia, diciamo solo che le esperienze in ambiente possono essere riabilitative in una certa modalità. In questo senso, sì. Grazie Massimo. Angelo Brega, dottor Angelo Brega, medico psichiatra del CSM di Oderzo. Ci sono anche alcuni gruppi trevigiani attivi proprio nella montagna terapia e oggi ne porterete anche testimonianza. Sì, l'idea di questa giornata è proprio quella di far conoscere e creare una rete efficace proprio per mettere in comunicazione i diversi gruppi che sono già attivi anche da molti anni, perché anche una decina d'anni che sono partiti i primi gruppi di montagna terapia nell'ambito della provincia di Treviso, e quindi riteniamo che sia il momento, diciamo siamo ormai maturi per rendere il movimento più conosciuto e quindi fare in modo che questa realtà venga apprezzata per come merita. Un po' Massimo l'ha anticipato, quale effetto benefico ha poi questo andare in montagna e questa montagna terapia non solo nei soggetti ma anche poi nella loro integrazione nella comunità? Quante ore abbiamo per poter... Qualche minuto, anzi qualche secondo. No, si potrebbe veramente parlare a lungo. Diciamo che si possono sottolineare 2 aspetti. Uno è l'aspetto, chiamiamolo specifico, della montagna terapia, quindi i benefici che la pratica delle diverse attività
che la montagna offre possono dare. E poi un altro aspetto, che è quello che vogliamo sottolineare soprattutto oggi, la possibilità di creare appunto una rete, nel senso che a questi gruppi partecipano non solo gli operatori, non solo gli utenti, ma anche volontari, anche associazioni importanti del territorio come il CAI, e quindi in questo modo si crea un'inclusione sociale e una lotta allo stigma che per noi è un valore molto importante nell'ambito riabilitativo. E quindi la rete, come sempre, è la chiave, no? Anche quella di coinvolgere realtà che sono magari distanti dalle patologie mentali o psichiche, ma che possono in realtà interagire benissimo. E c'è una foto nella mostra in cui c'è una domanda sotto, c'è un gruppo di montagnaterapia in uscita e la domanda è: chi è il folle? Perché nei gruppi di montagnaterapia esiste un mescolamento di ruoli e spesso a quella foto, domandando alle persone estranee, la risposta che mi hanno indicato era lo psichiatra. Per cui questo per dire quanto i gruppi di montagnaterapia hanno questa potenzialità di mescolamento di ruolo che, usati in un certo modo, è riabilitativo di suo, intanto per cominciare. Per cui questa cosa è già un altro aspetto da aggiungere. Io devo fermarmi qui, avevamo qualche minuto per incuriosirvi, grazie a Massimo Gagliazzo, grazie ad Angelo Brega per essere stati con noi. Loro sono in contemporanea, infatti adesso li lasciamo andare al volo in un convegno che è in corso qui in auditorium, quindi se siete interessati, se ci state seguendo in streaming e siete qui in zona, potete raggiungerli in auditorium. E poi c'è la mostra che rimane naturalmente esposta qui al foyer, e anche loro a disposizione per approfondire questa tematica e magari per continuare questo dibattito. Se posso aggiungere, tutte le informazioni, almeno per Veneto e Friuli Venezia Giulia, su questo tema le trovate su www.sollevamenti.org, che raduna quasi tutte le realtà. Anzi, se ci sono realtà in ascolto che fanno questa attività, contattateci e aggiungiamo. www.sollevamenti.org. Grazie davvero e buon convegno. Grazie. Mirko, ti restituisco la linea. Grazie Elena, grazie ai tuoi ospiti. Allora, questo convegno che è ancora in corso, intervista registrata qualche minuto fa, mentre noi siamo in diretta, 15:23 minuti, così verificate, di questo sabato 29 di aprile, in diretta dalla postazione di Radio Quattro Passi alla sede della provincia di Treviso per la 12ª edizione della Fiera Quattro Passi, e in diretta sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Allora, l'abbiamo annunciato, già salutato, lo rifacciamo ufficialmente, il nostro primo ospite in carne ed ossa, Antonio Rebuff della Cooperativa Alternativa di Vascon. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie mille. Cooperativa Alternativa che ha sede a pochi passi davvero da qui, insomma, siamo quasi a chilometro zero. Esattamente, sì. Siamo ancora in territorio del comune di Treviso, ma a pochi passi anche dal comune di Carbonera, sì, e di Villorba. Cooperativa Alternativa, allora facciamo una scheda, insomma, su chi siete da tanti anni ormai. Sì, ormai sono 25 anni. La Cooperativa Alternativa Ambiente è una cooperativa che appunto nasce 25 anni fa con una missione che è quella di fare dei servizi di riabilitazione e di reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Quindi lavoriamo con le fasce deboli della popolazione con disagio o difficoltà i più disparati, dai sociali a situazioni quindi difficili, tossicodipendenza, alcoldipendenza, fino a disagio psicologico, psichiatrico e disabilità fisiche. Quindi questa è una delle esperienze, appunto noi stiamo sviluppando il tema del lavoro all'interno della fiera, sì, oggi in particolare la partecipazione, quindi qui c'è lavoro ma che non è semplicemente occupare il tempo. No, anche perché le cose cambiano per le cooperative, è necessario per attività come le nostre cercare di trovare degli sbocchi sul mercato, qualcosa che sia fruibile anche per il mercato libero. È per questo che la Cooperativa Alternativa, che all'interno ha un sacco di attività, perché noi siamo più o meno 500 lavoratori, quindi immaginerete ce ne sono un sacco di cose, dai servizi ambientali alle manutenzioni del verde, ma in particolare c'è una parte della cooperativa che è nata pochi anni fa, che si chiama Colonia Agricola. È una sorta di cappello sotto il quale ci stanno tutte le attività legate al polo biologico ed è il primo esperimento di impresa sociale per quanto ci riguarda, quindi tutte le attività, l'agricoltura biologica, il laboratorio di pasticceria per le produzioni da forno dolci e salate, la bottega del biologico e il ristorante e caffetteria che si chiama sempre Colonia Agricola, sono attività che si autosostengono.
quindi non abbiamo aiuti tra virgolette dall'esterno. L'obiettivo è quello di rendere il tutto autosostenibile, e all'interno ovviamente ci sono, insieme con gli operatori, ci sono ragazzi, uomini, donne che provengono appunto da fasce svantaggiate, insomma, del lavoro. Su quale territorio operate? Trevigiano evidentemente? Beh, ovviamente per quanto riguarda la bottega e il ristorantino, trevigiano, nel senso che sono all'interno dello stabile della cooperativa in via Cardinal Callegari numero 32. Cercate su Google. Sì, ci trovate sia sui social network che su internet, coloniaagricola.it. E poi per quanto riguarda i prodotti da forno, la nostra è una distribuzione che va in direzione dei negozi di biologico, e per ora siamo all'interno del territorio trevigiano, ma non solo, diciamo un Veneto, e anche allargato un po' al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige. E poi facciamo anche delle collaborazioni molto interessanti con un altro mercato, dove facciamo una produzione per loro in conto terzi per un progetto molto importante che si chiama Solidale Italiano, che è un progetto di prodotti da forno che realizziamo e che poi vanno a finire nelle botteghe dell'altro mercato in giro per l'Italia. Hai citato i disabili, poi parleremo anche dei carcerati, ma partiamo da questo primo gruppo di persone. Come arrivano a voi o come voi arrivate a loro? Beh, il percorso solitamente vengono segnalati, cioè queste arrivano attraverso gli enti preposti, dalle ULS piuttosto che dalla provincia o dalla regione. Poi ovviamente noi cerchiamo di capire se la persona ha delle caratteristiche per le quali l'attività che proponiamo è giusta o meno, insomma, a seconda delle difficoltà, insomma, delle caratteristiche che ha. E c'è gente che resta, cioè il loro lavoro, anche i soci lavoratori o magari con diversa configurazione, è durevole nel tempo, cioè rimangono per tanti anni, cambiano, vanno, tornano? Ma allora, solitamente l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a creare una collaborazione a lungo termine. Ovviamente i progetti con i quali lavoriamo, che sono progetti che spesso sono a doppia realizzazione, quindi da una parte c'è la cooperativa, dall'altra c'è l'ente di cui vi parlavo prima, dipende l'ente stesso con che durata intende espandere questi progetti qua. La nostra è una cooperativa che, oltre a fare un servizio di riabilitazione, un percorso riabilitativo, anche fa dei reinserimenti lavorativi. Il reinserimento lavorativo generalmente è votato ad un lungo termine, quindi per alcune di queste persone sicuramente c'è e ci sarà un lavoro, diciamo, a tempo indeterminato. E tocchiamo anche il tema del carcere. A Treviso c'è appunto una casa circondariale, Santa Bona, anche con un carcere minorile che è l'unico del nord-est. Voi, se non sbaglio, vi occupate, accogliete gli adulti, giusto? Allora, o anche noi, minorenni? no, noi principalmente lavoriamo con la fascia maggiorenne, e la cooperativa insieme con Caritas, e ovviamente grazie anche al Ministero della Difesa della Giustizia, Sì. Ci hanno permesso di realizzare dei laboratori all'interno del carcere. Uno che mi viene in mente, il primo, è quello di incisione sul vetro, che è uno di quelli più, diciamo, più vecchi, quindi realizzano all'interno del carcere dei prodotti con delle incisioni personalizzate, quindi bomboniere, eccetera, questo genere di cose qui. Poi c'è un'attività che è partita l'anno scorso che si chiama Funghi freschi al fresco. Funghi freschi al fresco. Sì, è piuttosto simpatica, adesso vi spiego perché si capisce qualcosina, nel senso abbiamo creato una serra all'interno del carcere per la produzione di funghi biologici che poi vengono venduti nei nostri ristoranti piuttosto che nella nostra bottega, oppure nella rete commerciale che abbiamo realizzato con le altre produzioni. Ecco. Il fresco è ovviamente il carcere, non sì, necessariamente la temperatura. Sì, ecco. Esatto. Sì. Cerchiamo di trovarci la cosa, insomma, positiva e simpatica. Un nome affascinante. Sì, sì.
E dunque, per chi vuole venire a trovarvi, appunto c'è ricordiamo, la colonia agricola aperta. Sì. Allora, noi abbiamo appunto un ristorantino e caffetteria, per cui fa un orario abbastanza agile per tutti, nel senso che partiamo dalle 7 di mattina e chiudiamo alle 8 di sera fino al giovedì, mentre il venerdì e il sabato facciamo anche il servizio di cena, per cui andiamo avanti fino alle 22. Il nostro è cucina biologica, vegetariana e vegana, dove potete assaggiare delle cose davvero interessanti e buone e soprattutto gran parte materia prima a chilometro più che zero. E allora, Cooperativa Alternativa Ambiente, cercate e verremo a trovarvi, invitiamo anche chi ci ascolta e chi Volentieri. ci guarda a conoscervi meglio. Antonio Rebuff, tramite te salutiamo tutti coloro che Grazie. lavorano in questo settore. Grazie Antonio. a voi, grazie mille. Ti lasciamo andare e proseguiamo con un altro ospite che facciamo accomodare sull'altro sgabello. Grazie Antonio, buona giornata. Allora, vediamo se corrisponde perché le scalette sono in diretta e allora dovrei avere Valentina Dovi con me, esattamente. Buongiorno Valentina, che più o meno, se non sbaglio, si trova a casa, giusto? Sì, infatti. Io lavoro presso il Centro per l'Impiego qui in provincia, siamo molto vicini all'auditorium dove ci troviamo adesso, siamo all'edificio 5 e appunto siamo qui nel foyer con uno stand per far conoscere le attività di cui si occupa il Centro per l'Impiego. In provincia ce ne sono 6. 6 centri per l'impiego. Dove sono gli altri? Montebelluna, Conegliano, Oderzo, Castelfranco Veneto e Vittorio Veneto. Che sono poi i centri principali della provincia. Sì, esatto. Hanno tutti cioè sono analoghi come capacità, oppure questo di Treviso è diciamo quello capofila, che il centro di Treviso è quello provinciale, quindi ha più anche bacino d'utenza rispetto agli altri centri, però nel corso degli anni abbiamo portato dei servizi che inizialmente sono stati sperimentali effettuati qui a Treviso, li abbiamo portati in tutti i centri per l'impiego, formando anche gli operatori e quindi stiamo anche cercando di mantenerli nonostante il periodo di transizione che stiamo vivendo dal 2015. Dal 2015, da quando le province non esistono più, hanno meno soldi, hanno meno competenze, però esatto. Insomma, questa è una delle cose che le province continuano a fare. Assolutamente sì. Noi abbiamo un bacino d'utenza annuale di circa 100.000 persone a cui stiamo... 100.000, ricordiamo che la provincia di Treviso ha 900.000 abitanti. Sì, comunque gli accessi diciamo agli uffici, siccome facciamo dei monitoraggi che sono molto utili poi per avere anche riscontro rispetto all'efficacia dei nostri servizi, i appunto monitoraggi dicono che nei nostri uffici annualmente entrano circa 100.000 persone, alle quali noi, fino a che eravamo ancora nella fase precedente a questa, riuscivamo a garantire servizi di accompagnamento al lavoro anche con fondi stanziati proprio dalla provincia, che in questa fase non ci sono più. Siccome c'è una fase di riordino data da un decreto legislativo del 2015 che appunto prevede il riordino dei servizi pubblici e privati per l'impiego, non abbiamo appunto nessun tipo di fondo da poter spendere per aiutare le persone, specialmente quelle un pochino più che fanno un pochino più fatica a trovare un lavoro. Che immagino siano quelli di mezza età. Sono anche loro, anche i giovani, però abbiamo la Garanzia Giovani che è un progetto della Comunità Europea che la Comunità ha voluto finanziare proprio per aiutare i giovani a trovare un'occupazione attraverso politiche attive del lavoro. Tante volte io incontro le persone e parlo di politiche attive e mi chiedo: ma sai che cosa sono le politiche attive? Quindi politica attiva del lavoro è quell'azione che ha l'obiettivo di avvicinare una persona e renderla più occupabile, quindi avvicinare a un nuovo rapporto di lavoro, e si realizza con la formazione, con il tirocinio, con attività di accompagnamento al lavoro, proprio con un tutor, diciamo, che segue la persona, e di orientamento per far capire anche che cosa
la persona è più opportuno che si candidi a fare. Sì, perché questi anni di crisi dal 2008 in poi hanno sconvolto un po' le abitudini che avevamo, insomma, del posto fisso, della sicurezza, certo, che se uno cambiava di trovare certo, da un'altra parte. E quindi concretamente voi cosa fate? Molta informazione? Noi immagino. facciamo molta informazione e orientamento. Abbiamo un servizio di incrocio domanda-offerta che è un canale, uno dei canali che le persone e anche le aziende possono decidere di percorrere per ricercare personale o ricercare lavoro. Siamo il canale pubblico, poi nel territorio, essendo il mercato libero, ci sono altre realtà agenzie, private, certo. insomma c'è l'autocandidatura. Sì. Noi diciamo sempre alle persone che cercare un lavoro è un lavoro e nessuno farà al posto del diretto interessato. Ecco, quindi servizio incrocio domanda offerta rivolto sia ai lavoratori che cercano un'occupazione che alle aziende che cercano personale da assumere. Ovviamente ci sono delle procedure interne che permettono di selezionare i curricula più idonei rispetto alla richiesta che ci pone l'azienda. I curricula li acquisiamo facendo dei colloqui con le persone e chiedendo loro sia di descrivere le loro esperienze pregresse che di descrivere le loro aspirazioni professionali, disponibilità e anche vincoli, perché a volte ce ne sono. Certo, mi metto dal punto di vista di un'azienda. Ci sono aziende che fanno fatica a trovare le persone, le competenze che cercano? Certo, cioè, sì. Ad esempio, cos'è che si fa fatica a trovare? Ci sono magari delle figure tecniche altamente specializzate che non riescono a essere intercettate. Ogni tanto si leggono anche degli articoli sui giornali. Ecco, noi per ovviare, diciamo, a questa situazione, qualora si presentasse un'azienda che cerca una persona e che con la nostra banca dati non riusciamo a soddisfare, quindi non abbiamo candidati che possono svolgere questa mansione, facciamo una pubblicazione che viene divulgata sia a livello cartaceo ai disoccupati che vengono in ufficio, sia sui quotidiani che anche in internet sul nostro sito che si chiama trevisolavora.it. Appunto, chi vede questo annuncio e ritiene di avere le competenze ci può inviare il curriculum e se è in linea con quanto richiesto dall'azienda verrà segnalato. I centri per l'impiego ci sono in ogni provincia, esatto, lo dico anche perché ci ascolta da fuori evidentemente, perché sono una struttura pubblica, precedente. Sì. Faccio la domanda adesso da parte dell'utente, cioè da parte di chi arriva. Lei ha detto prima aiutiamo a compilare il curriculum, questo mi fa pensare che spesso le persone arrivino senza un curriculum o con diciamo, un curriculum non proprio idoneo, certo. Ce ne arrivano anche di curriculum che magari non sono ben compilati. Diciamo che la consulenza per la realizzazione di un curriculum efficace la realizza la Città dei Mestieri e delle Professioni, che è un ufficio che lavora sempre del nostro settore lavoro e servizi al territorio e che lavora a Lancenigo presso il centro di formazione professionale. Siamo sempre a 2 passi da qui. Esatto, loro si occupano di orientamento sia per quanto riguarda la ricerca di lavoro, quindi ecco l'aiuto nella compilazione del curriculum, che per quanto riguarda la ricerca di percorsi formativi, di opportunità formative. Ho visto passare prima il presidente della provincia Stefano Marcon che è andato all'inaugurazione e so che spesso lui giustamente da autorità amministrativa si lamenta del fatto che, lo dico in dialetto, non che se pischei. È vero. Beh, noi per esempio questo passaggio diciamo da provincia a si presume regione, ma ancora la tempistica non ce l'abbiamo. Per noi ha comportato appunto il dover rinunciare a un grosso stanziamento che la provincia faceva proprio per pagare tirocini, per pagare formazione, per aiutare appunto le persone a reinserirsi nel mercato del lavoro. E attraverso queste politiche attive, nel corso anche degli anni in cui la crisi era anche più forte, abbiamo aiutato davvero tantissime persone a ricollocarsi. Quanti siete in ufficio?
qui a Treviso? Allora, l'ufficio di Treviso è suddiviso in vari uffici. L'ufficio accoglienza e accompagnamento al lavoro, di cui sono responsabile io, ha circa 10-12 persone. Poi c'è l'ufficio tirocini, l'ufficio stranieri, che è un altro fiore all'occhiello del nostro settore, e l'ufficio categorie protette, il collocamento obbligatorio, anche lì, insomma, in totale al centro per l'impiego, di cui è responsabile la dottoressa Marigia Mansueto, saremo una trentina circa. Ecco, e allora vi auguriamo buon lavoro nonostante le difficoltà finanziarie. Grazie a Valentina Dovi e a tutte le sue colleghe e colleghi. Buona giornata. E allora siamo perfettamente in scaletta per il prossimo ospite, che credo sia Francesco, giusto? Ok, allora ti invito a metterti, passa pure davanti, non c'è problema, da questa parte. Allora, Francesco Venturin di NATS Bioresistenze. NATS è una sigla che i nostri ascoltatori conoscono già da tempo, ma insomma, Francesco, benvenuto, sviluppiamo questa sigla. Bene, grazie, buongiorno. Allora, NATS appunto è un acronimo spagnolo che significa Niños y Adolescentes Trabajadores. Facile da capire, bambini e bambine, ragazzi. adolescenti lavoratori. Allora, l'associazione appunto di cui faccio parte è nata nel 2000, è nata appunto dopo un viaggio che è stato fatto in Guatemala dai soci fondatori, che hanno incontrato questi movimenti NATS. Infatti i NATS sono nati in America Latina negli anni 70, in Perù, e poi si sono sviluppati un po' in tutti i paesi dell'America Latina, adesso ce ne sono anche in Africa e in Asia. E quindi diciamo l'associazione, che è nata nel 2000, ha inizialmente cercato un modo per sostenere, aiutare queste associazioni, questi gruppi di bambini e adolescenti lavoratori, e quindi secondo appunto dei valori della cooperazione, della solidarietà, cercare di aiutarli. I NATS sono dei movimenti appunto che difendono i diritti dei bambini, difendono il fatto che i bambini vengano ascoltati, possano essere ascoltati, possano esprimere anche la loro opinione, e il lavoro per loro è visto in un'ottica anche formativa, quindi un modo per poter crescere, poter formarsi, poter aiutare anche le proprie famiglie, ma ovviamente deve essere un lavoro che rispetti i diritti dell'infanzia e che gli permetta anche di andare a scuola. Quindi insomma sostengono il lavoro, ma un lavoro dignitoso, un lavoro adatto anche all'età dei ragazzi. E certo, il fatto che i ragazzi e i bambini possano continuare a essere bambini innanzitutto e ragazzi. È una realtà che da noi in Europa credo non esista, oppure ci sono sacche di lavoro infantile anche da noi? Diciamo che non sono così evidenti, anche organizzate come sono magari in America Latina. Lì sono nati proprio appunto questi gruppi sostenuti anche da fondazioni, quindi anche da educatori che li accompagnano, non sono i bambini da soli, ma hanno dei gruppi che li aiutano, e quindi c'è proprio un'organizzazione, perché ogni gruppo NATS è sviluppato appunto in una piccola città, è in rete con altre città a livello nazionale, a livello latinoamericano e anche a livello mondiale, quindi diciamo c'è proprio una rete che sostiene questi movimenti di bambini e adolescenti lavoratori. Appunto hai citato anche altre parti del mondo, mi viene in mente un caso che era scoppiato anche sui giornali un po' di anni fa in occasione di non mi ricordo quale mondiale di calcio, per cui venne fuori la polemica che i palloni realizzati per quel mondiale di calcio e poi tutti quelli poi venduti ufficialmente nel merchandising fossero realizzati in Asia e anche lì sfruttati con il lavoro delle piccole mani dei bambini che riuscivano a cucire manualmente appunto i palloni in pelle. In tutti i paesi con i quali noi collaboriamo sicuramente ci sono realtà dove invece i bambini vengono sfruttati proprio nel mondo del lavoro. Per cui noi cerchiamo di sostenere questi piccoli gruppi che sono sicuramente una minoranza, ma che possono essere da esempio anche per altri gruppi. Ecco Francesco, cosa viene fatto fare? Cioè a cosa lavorano i bambini? Ad esempio partiamo dal Sud America, perché lì è nato questo movimento. Allora, i bambini realizzano dei piccoli lavori che possono essere appunto dei braccialetti, dei bigliettini fatti con la tecnica del quilling, con la carta, realizzano delle macchine per esempio con scarti, con i materiali anche che trovano nelle discariche, quindi di lattine eccetera.
sono tutti dei piccoli lavori che noi tra l'altro vendiamo anche qui nel territorio attraverso dei banchetti, attraverso delle raccolte fondi, e che quindi appunto cerchiamo in questo modo di sostenere questi laboratori che producono questi lavori. E poi come associazione noi nel tempo, oltre a sostenere questi gruppi NAZ, abbiamo anche sviluppato una serie di progetti educativi nel territorio che sono nati appunto dall'esempio che ci hanno dato questi gruppi latinoamericani, quindi portando un po' la loro testimonianza, la loro esperienza, cercando di far vedere anche in che modo lì viene vissuta l'infanzia, quindi in un modo anche più attivo, cercando di riprendere i valori della comunità, dell'essere parte di una comunità, della solidarietà, del sentirsi anche responsabili, no? Del nostro territorio. E quindi realizziamo questi laboratori educativi sia nelle scuole che nel carcere minorile di Treviso, e poi appunto anche in rete con molte altre associazioni del territorio. I bambini, ad esempio sudamericani, peruviani, piuttosto che brasiliani, se non facessero queste attività, cosa farebbero? Cioè sarebbero, immagino, nelle mani della criminalità piuttosto che magari sbandati perché per diversi motivi, insomma. Certo, molti di loro prima magari vendevano in strada, vendevano per strada, e la strada è un luogo che è sicuramente pericoloso, che porta molti rischi per i bambini, e quindi il fatto di essere tutelati, di fare questi piccoli lavori in un contesto protetto, appoggiati da educatori, appoggiati da persone che possono appunto anche aiutarli se magari hanno anche altri problemi in famiglia, eccetera, è un modo di tutela sicuramente. Per cui sì, molti dei bambini che vivono in America Latina, in Africa, in Asia, lavorano per strada, lavorano in contesti assolutamente non protetti. Per esempio in Bolivia si sentiva parlare anche poco tempo fa di bambini usati nelle miniere, e quindi insomma quello che fanno i NAZ è appunto difendere un altro tipo di lavoro, insomma. Qui in fiera cosa avete portato, cosa mostrate? Allora, qui in fiera noi saremo presenti oggi, domani e il 1° maggio. Siamo allo stand numero 78. C'è la mappa comunque, quando arrivate vi viene data la mappa, sì, così non vi perdete. Allora, noi avremo appunto in questi 3 giorni un banchetto dove ci sono tutti i prodotti che vengono realizzati appunto da queste fondazioni NAZ in America Latina. E oggi pomeriggio e anche domani pomeriggio ci sarà un laboratorio creativo fatto con la carta, con una tecnica che si chiama quilling, che è appunto una tecnica che abbiamo imparato dai NAZ della Colombia, e quindi realizzeremo dei biglietti e degli altri oggetti artistici. Oggi pomeriggio sarà dalle 4:30 alle 6:30, mentre domani sarà dalle 2:30 alle 4:30. E poi sempre nella giornata di oggi alle 7:30 ci sarà la proiezione di un documentario che si chiama Bioresistenze, che non è un documentario che abbiamo realizzato noi, ma che noi cerchiamo di sostenere. È stato realizzato appunto da questo gruppo che si chiama Bioresistenze, dall'associazione Movi Veneto, e parla un po' di tutte quelle realtà di cooperative agricole che cercano di resistere un po' attraverso dei modelli appunto solidali di economia, di agricoltura biologica, e quindi hanno fatto questo viaggio cercando di incontrare tutte queste realtà. E questa proiezione è qui in auditorium qui in auditorium nella alle sala 7:30, esatto. Questa, e sarà presente anche il regista poi, che è Guido Turus, che appunto parlerà proprio di questo progetto che hanno portato avanti, insomma. E allora approfittate anche di questo e di visitare stand 78, l'associazione NAZ. Grazie Francesco e a tutti voi, buona giornata.
Passiamo, credo, ad un altro ospite, forse sì, vediamo chi si avvicina nella mia scaletta, perché ho un nome maschile nella tappa successiva, invece mi si Il mio presenta. collega, sì. Ok, Serena Guadagnini. allora corrispondeva sulla freccetta sopra. Serena Guadagnini, benvenuta, quindi Grazie. parliamo di architetti, giusto? Architetti. Di architetti. Tra l'altro la rivista degli architetti si chiama Piera, giusto? Piera. Ecco, che in dialetto vuol dire pietra, Sì. quindi il nome scelto non a caso. Oggi c'era, non so se l'hai visto, un interessante intervento sulla Tribuna di Treviso. Oggi c'era un intervento proprio sul ruolo degli architetti, eccetera. Non ho Bene. capito se fosse polemico o positivo, ma insomma c'era comunque, per cui potete andare a documentarvi. Allora, voi presentate una ciclorivista sulle generazioni. Sì, diciamo che Piera è una rivista rivolta, e questa è la particolarità, è una rivista rivolta ai non addetti ai lavori, quindi ai non architetti, alla società quindi civile. posso prenderla anch'io. Puoi prenderla anche Saluto tu. tutti i miei amici architetti. Esatto. È edita dall'ordine dei pianificatori, paesaggisti, conservatori e architetti della provincia di Treviso e ha appunto questo scopo di parlare alla società civile su tutti i livelli comunque, quindi dagli imprenditori agli enti, a persone magari anche non laureate, ai bambini. Infatti abbiamo anche una parte riservata proprio ai bambini. Allora, tu hai portato anche... Io ho portato alcuni numeri. Perché di perché solito queste nasce- riviste sono molto corpose. Però diciamo che se la sfogli, non so se la conosci, però ha un carattere, questo è l'ultimo numero, divulgativo, cioè cerchiamo con tematiche comunque complesse anche, però di esprimerla con un linguaggio fotografico o grafico e soprattutto con il ruolo dell'intervista. È stata, diciamo, pubblicata nel 2015, quindi abbiamo già pubblicato 5 numeri e il concetto Con la frequenza? ecco, semestrale, Quindi 2 all'anno. 2 all'anno. È una rivista comunque che la concepiamo proprio di 4 numeri in 4 numeri, perché vogliamo che ci sia un contenuto forte all'interno dei 4 numeri. I primi 4 numeri sono stati il tema della rigenerazione urbana sostenibile, quindi del riuso, legato all'abitare piuttosto che agli interni o ai luoghi del lavoro, fino ad arrivare al paesaggio. Invece questo numero, quello uscito a febbraio del 2017, è il numero 5, che inaugura un'altra stagione, altri 4 numeri. In questo caso la tematica principale sono le generazioni. Quindi il passaggio, la narrazione del ruolo e del mestiere dell'architetto attraverso le generazioni. Il primo numero che appunto di febbraio affronta gli anni 60, poi affronteremo gli anni 80 e così via, fino ad arrivare ai nostri giorni. La rivista è strutturata con una parte monografica, che in questo caso è un'intervista a 3 architetti della provincia di Treviso, Vittorio Rossi, Roberto Fontana e Luciano Gemin, e con delle parti invece di rubriche che normalmente sono sempre all'interno della rivista, che affrontano diverse tematiche, dando campo anche spazio anche a non architetti. Per esempio la rubrica punti di vista oppure anche opinioni affronta temi sviluppati e riflessioni di sociologi, psicologi, piuttosto che scrittori, per esempio. Ecco, si confonde, almeno così magari a livello popolare, si confonde spesso tra architetto, ingegnere e geometra, ecco, e le rispettive categorie poi si offendono perché vengono confusi i ruoli. Allora spieghiamo bene gli architetti che cosa fanno o dovrebbero fare. Certo, è quello che cerchiamo di comunicare anche noi con la nostra rivista. Il messaggio che noi vogliamo dare è che ogni professionalità in questo campo così complesso, perché alla fine è vero, una persona comune non sa esattamente i ruoli di entrambi, perché in questo calderone dell'architettura, dell'edilizia, è difficile trovare un ruolo. Gli architetti, quello che fanno gli architetti lo cerchiamo di comunicare con questa rivista, quindi un
un'architettura rivolta non solo al fabbricato, ma soprattutto attenta a quello che è il contesto, per esempio, e lo si può leggere nella narrazione anche nelle nostre rubriche. Quello che vorremmo, diciamo l'aspetto esterno di un edificio in un contesto anche particolare, magari riflessioni urbano piuttosto che di ambiente in cui si trovano. Certo, il percorso dell'architetto comunque porta lo stesso come figura professionale a fare delle riflessioni non solo sull'oggetto, ma su tematiche molto più amplie, dalla sostenibilità al rapporto con il contesto, anche ai materiali? Ai materiali, all'utilizzo dei materiali, sempre anche questi in rapporto al contesto, quindi non magari l'uso comune magari porta a pensare l'architetto, quella persona estrosa, la persona magari che segue le mode, no, l'architetto è una figura professionale che ha svolto un percorso formativo e continua a svolgerlo perché in continuazione si aggiorna, e è attenta e rispettosa naturalmente anche del contesto storico, nonostante magari utilizzi un linguaggio contemporaneo. Sono molti gli spunti che appunto vedo che c'è anche la parte finale, citavi i bambini appunto, perché sì, c'è anche una parte a fumetti. Sì, diciamo che dal secondo numero abbiamo voluto lanciare un concorso rivolto ai bambini. Cioè abbiamo voluto giocare su questo titolo, Piera. Piera, come dicevi tu, è il materiale da costruzione anche tipico del nostro contesto, no? La pietra. Però potrebbe essere anche un personaggio, potrebbe essere anche un architetto. Allora, come spiegare ai bambini, a una fascia di età così particolare, che saranno comunque gli adulti di domani, voglio fare l'architetto? O chi è l'architetto, o appunto che ruolo ha l'architetto nella società. Allora abbiamo cercato di fare questo concorso rivolto alle scuole, ha vinto una bambina che ha disegnato la sua piera, e dal 2015, dal terzo numero, i temi trattati nella parte monografica della rivista si sono declinati in un fumetto. Infatti già in Piera numero 5 troverai un racconto. Le avventure di Piera, gli oggetti ritrovati. In questo caso è un racconto su questa figura Piera, che di solito è un architetto che va sempre in bici, quindi la caratterizza questo aspetto, è sempre molto curiosa e ha questo aspetto sempre di andare anche in cantiere, che è un po' anche quello che riflette, si vuole anche far riflettere quello che è il ruolo dell'architetto nella società, e che in questo caso si trova a ristrutturare una casa degli anni 60 con degli oggetti di design degli anni 60. È un modo per avvicinarsi i bambini anche alle tematiche care dell'architettura, al paesaggio, al riuso per esempio. Sì, il riuso, i tanti edifici, tu hai citato gli anni 60 in cui c'è stato un primo boom costruttivo, no? Anche con il boom economico. Sono edifici che però ad oggi non sono adeguati, perché credo siano classe G o classe H dal punto di vista energetico, quindi assolutamente inadeguati, su cui però già molto si sta facendo, credo sfruttando il piano casa della regione piuttosto che altre normative. Cosa è meglio fare? È meglio riutilizzare un edificio di 50 anni fa, cercare di adeguarlo, o meglio buttare giù tutto e rifare da nuovo, a prescindere dai costi economici? Bisogna sempre che comunque capire ci sono. Il contesto in cui è collocato l'edificio. Se è un edificio strategico, anche all'interno magari del centro, ci sono varie tipologie di intervento. Certo è che dopo bisogna valutare sicuramente caso per caso. Diciamo che oggigiorno il tema dell'intervento sull'esistente però è sempre più preponderante. Quindi in molte delle interviste che abbiamo effettuato con gli architetti che citavo prima, Fontana piuttosto che Gemin e Rossi, hanno proprio messo al centro la questione dell'intervento sull'esistente, quindi il riuso di fabbricati sempre che abbiano delle prerogative tali per poter essere riutilizzati naturalmente, non so, la vicinanza magari col centro, oppure magari la possibilità di rigenerare un quartiere anche periferico, o anche la bellezza del fabbricato stesso magari. Sono tutti elementi che possono innescare delle tematiche di riutilizzo.
Eh sì, poi sulla bellezza si può aprire il capitolo mi piace o non mi piace, ma questo è molto delicato, penso che non abbiamo il tempo. Non abbiamo il tempo perché ci sono degli interventi che secondo me in alcuni casi sono discutibili, nel senso che si recupera la volumetria, cioè i metri cubi di un edificio esistente, magari abbastanza vecchio, insomma anche più di 50 anni, però si recuperano solo i metri cubi, ma assolutamente non la sua storia. Ma qui apriremo un altro capitolo, Sì. ce lo rimandiamo un'altra volta. Allora, visto che il tema di questa fiera è il lavoro ce n'è per voi, mi pare, un po' dappertutto, perché appunto questo, se non altro, questo tema della riqualificazione urbanistica e edilizia è molto ampio. Allora, Piera si trova anche in edicola? Piera si trova in edicola, si trova nelle librerie della provincia di Treviso e quindi ovunque esistano delle edicole, diciamo, anche in quelli che possono essere i rivenditori di tutta la provincia di Treviso. Allora, salutiamo. E abbiamo anche l'abbonamento. Ah beh, Quindi, esatto, quindi sì, l'abbonamento per quindi i è più un fedeli, qualcosa per i più visto che è fedeli. divulgativa e non specialistica, perché Esatto, questa è questo la è il nostro finalità. intento, e soprattutto cerca non solo di lavorare con la rivista, ma anche con una serie di progetti che abbiamo intenzione di sviluppare, e uno è anche oggi, insomma, siamo qui per questo e grazie dell'opportunità. E questa è una rivista solo della provincia di Treviso? Questa sì, la divulghiamo in tutta la provincia Perché è di dell'ordine Treviso. provinciale. Sì, cerchiamo di promuovere quelli che sono le figure professionali del nostro territorio, non solo architetti, ma anche artigiani, imprese E tutti coloro che tutti coloro ruotano che fanno rete. la filiera. La filiera e non solo, perché Certo. contattiamo, come dicevo prima, scrittori, filosofi, E si ragiona sociologi. su cosa fare. Sì, temi cari a tutti noi, insomma, Certo, non solo agli e architetti. ai posti dove viviamo. Serena Guadagnina, allora, grazie per l'intervento. Grazie. E buona giornata. Allora, cambio di scaletta in corsa, ringrazio e saluto ancora. No, non c'è. C'è la U, non c'è, il cambio è diventato di nuovo cambio, quindi come nel Gattopardo nulla cambia. Perfetto, benissimo. Prego, allora, sempre alla mia destra, una alla mia destra e una alla mia sinistra. Addirittura, allora siamo in due. Vediamo se indovino Erika Stocco qual è. Destra forse, ho indovinato. Più vicino al microfono, eccoci qua, mentre a sinistra ho... Elsa Pasquale della raccolta fondi di Medici con l'Africa QAM. Allora, me lo scrivo così non sbaglio poi i nomi. Medici con l'Africa QAM, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto li conoscono perché abbiamo una rubrica mensile dedicata proprio a loro, in cui raccontiamo diverse esperienze in Africa e non solo. Salutiamo Don Dante Carraro e tutta la famiglia del QAM. Voi lavorate, Patto da Erika, nell'Africa subsahariana, in diversi paesi in cui tra l'altro cito il Sud Sudan, da dove Don Dante è tornato qualche giorno fa. C'è una situazione davvero disastrosa dal punto di vista civile e sociale. Allora, partiamo da te. Tu come sei entrata in contatto con QAM? Allora, è una lunga storia. Allora, noi abbiamo il tempo, siamo qui. Sono sempre stata interessata all'ambito Africa, quindi anche la scelta di studiare medicina devo dire che è stata influenzata da questa passione innata, verosimilmente fin da quando ero piccola. E quindi appunto sapevo dell'esistenza del QAM, peraltro ho studiato a Padova, quindi lo hai che è la trovato lì, sede, certo. esattamente, e avendo diciamo scelto poi di specializzarmi in chirurgia, ho avuto l'occasione durante la scuola di specialità di partecipare al progetto per appunto specializzandi, JPO, all'interno appunto di questi diciamo progetti a livello dei paesi. Si trattava di una cosa ancora agli inizi e fortunatamente il direttore della mia scuola di specialità è stato appunto favorevole a lasciarci partire e quindi gli specializzandi diciamo degli ultimi anni avevano questa opportunità di partire per un'esperienza di 6 mesi all'interno di uno dei progetti, e nella fattispecie nel mio caso, come di altre colleghe, è stato in Uganda in questo caso. Quindi abbiamo partecipato per 6 mesi, peraltro 3 colleghe diciamo consecutivamente 6 mesi, sempre all'interno dello stesso progetto, sempre nello stesso paese e nello stesso ospedale.
Quindi abbiamo avuto in verità Anche anche continuità. l'occasione di vedere poi i All'evoluzione. cambiamenti che ci sono stati nel tempo. Questo è stata, devo Questo dire, quando? In che questo è periodo? stato nel 2013. Quindi già sono passati 4 Sono anni. già passati 4 anni, eravamo appunto ancora specializzando e adesso invece siamo specialisti. Specializzate, ecco. E lì c'è uno degli ospedali appunto del QAM. Voi Era un ospedale rurale nel nord dell'Uganda. Sì, ecco, perché noi Sì. immaginiamo ospedale come i nostri, non è così, no? Certo. Sì, per raccontare forse sono le immagini quelle che rendono di più. Immaginiamo degli ospedali, quando si dice rurali si intende realmente rurali, cioè intorno a questi ospedali è proprio intorno a questi ospedali che nasce qualcosa, cioè inizia ad esserci un giro di commercio che rendono in qualche modo anche vitale l'economia di questi piccoli villaggi, ma di fatto sono lontani dalle città anche diverse ore di percorso in auto. Si parla ovviamente di strade e di collegamenti che non sono affatto come i nostri, ma chiaramente strade sterrate, molto spesso anche abbastanza, diciamo, dissestate. Ecco, non lamentatevi delle buche. Sono ospedali in genere diciamo misti, cioè in parte governativi e in parte legati spesso alla Chiesa, ma comunque sostenuti molto spesso da varie associazioni internazionali che partecipano con diversi progetti ai fondi, diciamo, dell'ospedale. Per andare proprio nel concreto e forse rendere l'idea, sono ospedali che funzionano con dei generatori di corrente che forniscono corrente per 4 ore al giorno, 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio, in cui deve concentrarsi quindi la maggior parte delle attività. Esistono poi, diciamo, i momenti di urgenza, soprattutto notturni, in cui esistono dei generatori di emergenza, ecco. Certo. Ovviamente non stiamo parlando di sale operatorie attrezzate, non stiamo parlando di laboratori, radiologia, eccetera, che conosciamo comunemente, ma di cose, diciamo, proprio di base con cui in qualche modo ci si riesce a gestire, ecco. E quindi il vostro progetto specifico appunto per questi 18 mesi? Allora, diciamo che il progetto era quello prima le mamme e i bambini, quindi diciamo si cercava di... Certo, legato alla natalità, insomma, sì. il fatto che in Africa ancora si muore di parto. Esatto, quindi diciamo erano progetti volti soprattutto alla formazione del personale locale in quest'ambito, quindi sia nell'ambito, diciamo, della pediatria e appunto della cura dei neonati, ma soprattutto anche delle madri e di tutto anche il percorso, diciamo, educativo, diciamo, di queste mamme nell'avvicinarsi al percorso, diciamo, del parto e della nascita, quindi molto spesso insegnare anche a mangiare correttamente piuttosto che a riconoscere quando era il momento in cui iniziare ad avvicinarsi all'ospedale. Ovviamente lì non esistono le macchine, quindi non possono correre quando hanno le doglie, ma devono già iniziare a muoversi per tempo, soprattutto se sono parti a rischio. E quindi, so che una delle ambulanze che usa il QAM è una moto. Esistono anche, diciamo, queste mototaxi, esatto, che molto spesso sono il mezzo principale con cui le donne arrivano appunto in ospedale, perché sono anche quelli più veloci. E considerando, faccio una battuta, le buche che ci sono per la strada, non so come facciano a non partorire per strada molto spesso. Quindi è messo alla prova ulteriormente. È messo alla prova, sì. Questo progetto appunto che è stato rilanciato tra l'altro qualche mese fa con la presenza del Capo dello Stato, Mattarella a Padova, che ha già avuto numeri significativi di cui Don Dante aveva parlato proprio ai nostri microfoni. Allora, grazie a Erika. Elsa, parto anche da te con la stessa domanda, quindi come tu e il QAM vi siete incontrati? Allora, la mia storia, diciamo, è meno lunga della dottoressa, ma io ho conosciuto il QAM perché ho studiato a Padova
E il primo anno di università ho chiesto appunto di entrare nel collegio del QAM, però sfortunatamente non c'era più posto, e una volta che mi sono laureata in politica internazionale e diplomazia ho provato ad entrare a far parte della famiglia QAM con uno stage, e da lì poi sono rimasta, diciamo. Quindi non da medico in questo No, caso, no, non sono medico, di tutt'altra E formazione. tu dicevi ti occupi della raccolta Sono fondi? sotto la raccolta fondi, e quindi mi occupo un po' di seguire tutti i progetti, ma anche tutti i donatori. Ecco, la grande particolarità, ascoltando anche le parole della dottoressa, è la nostra caratteristica principale è lavorare con l'Africa. Infatti noi non abbiamo nostri ospedali, ma vogliamo andare a lavorare nei loro, proprio per cercare di dare quanto più supporto possibile. E anche il progetto Prima le mamme e i bambini, che come giustamente dicevi è stato rilanciato da poco, che quello precedente copriva solo 4 paesi dell'Africa in cui lavoriamo, attualmente invece copre tutti i 7 paesi, quindi sappiamo che è un progetto ancora più ambizioso, ma la sfida, come Don Dante vuole ricordare spesso, l'abbiamo voluta abbracciare tutta, anche perché il grido delle mamme e dei bambini in quegli ospedali lo sentiamo anche qui in Italia, quindi anche con la raccolta fondi qua in Italia facciamo sempre presente a tutti i nostri donatori il nostro particolare metodo di lavoro, no? Il fatto di non volerci sostituire a loro, ma lavorare accanto a loro, con loro, quindi facendo strada con loro. Questa, diciamo, è un po' è il progetto e la filosofia. Don Dante ha ricordato, rilanciando questo progetto, che economicamente quello precedente ha richiesto un impegno notevole e ci sono stati i fondi. Questo è uno sforzo ulteriore. È uno sforzo ulteriore. Parliamo di milioni di euro. Sì, ecco. Esatto. Parliamo di cifre molto, diciamo, considerevoli, ma siamo certi che siamo certi che possiamo riuscire a farcela, a vincere anche questa sfida, anche con l'aiuto anche di piccoli donatori, no? Non solo, diciamo, di grandi donatori che decidono di investire grosse cifre, ma la cosa bella che, insomma, Don Luigi ricordava sempre, Mazzucato, certo. Direttore storico del QA, è che tutti possono fare la propria parte. Anche non essendo medici, appunto, tutti possono dare il proprio contributo, ed è questo personalmente che a me piace, soprattutto del QAM, e che, insomma, mi rende orgogliosa di lavorare in questa associazione, perché vieni valorizzato anche facendo la tua piccola parte. L'importante è che tu la faccia bene. Una volta che tu fai la tua piccola parte fatta bene, hai già fatto tanto, e questa è una caratteristica che a me piace un sacco, insomma. Entrambe universitarie a Padova, quindi immagino che anche nella vita universitaria sapere che uno frequenta il QAM insomma, è magari occasione di dibattito, anche di testimonianza, no? Certo. Su questo magari qualche episodio, qualcosa che ti ricordi in particolare negli anni di studio? Ma forse più che negli anni di studio credo che sia più adesso, nel senso che forse durante gli anni di studio il fatto di portare avanti un certo stile nel lavoro, diciamo, essendo ancora in formazione, non c'era probabilmente piena consapevolezza di questo. Credo che nel momento in cui si entra realmente nel mondo del lavoro, con tutte le difficoltà ovviamente che ci sono anche a riuscire ad arrivarci, comunque poi adottare un certo stile di lavoro non è facile, tanto che la sfida, e questa è una riflessione appunto personale, a volte la sfida di cercare di fare le cose in maniera, diciamo, corretta, secondo determinati valori anche di giustizia, a volte è molto difficile anche da realizzare qui nel nostro mondo, diciamo, lavorativo, e non sempre ci si trova di fronte a un certo tipo di sensibilità anche a livello proprio delle amministrazioni, delle aziende e via dicendo. Tu dove lavori? Io attualmente sto lavorando in Friuli. In Friuli? Sì.
Udine? Pordenone, sì. Però è trevigiana, Però sono Però è trevigiana, sì, ma insomma il QAM non ha confini, come sappiamo. Mentre Elsa invece operi... Sì, io adesso sono nella sede centrale di Padova, via San Francesco. in via San Francesco 126 e sono sandonatese però, quindi vedi, anche lì, sì. La famiglia veneta del QAM che si fa. Allora, avremo occasione perché io frequento spesso quella sede, almeno una volta al mese, quindi magari chiederò di te la prossima volta, insomma, che vengo a salutare per preparare la nostra rubrica, che lo ricordo, visto che ci siamo, va in onda il terzo giovedì del mese insieme al QAM. Allora, Elsa Pasqual e la dottoressa Erika Stocco, tutta la famiglia di Medici con l'Africa QAM, medicicolafrica.org, grazie e buona fiera. Grazie a lei. Grazie, allora passiamo come sempre ad un altro argomento, cambiando completamente tema, perché passiamo ad Alba Edizioni, quindi parliamo adesso di musica e di un ricordo di un cantante, di un grande cantante italiano. Il lavoro vuol dire tante cose, abbiamo sentito, insomma, dalla provincia alla cooperativa, l'alternativa, ai bambini che lavorano, agli architetti che lavorano, ai medici che lavorano e anche gli artisti in qualche modo che lavorano. Saluto il mio ospite che è Alfredo Stoppa, giusto? Sì, benvenuto. Esatto. Alba Edizioni, che è una casa editrice. Sì. Nata quando? Ci parli un po' Oddio, io sono uno scrittore, dovrebbe chiedere all'editore. All'editore. Penso da diversi anni comunque. Sì. Che collabora. Sì. Collabora appunto con questa famiglia. Parliamo di Luigi Tenco. Sì. Allora, i più giovani forse non lo conoscono, i meno giovani certamente hanno un ricordo, ma insomma basta cercare alcune perle che sono rimaste nella storia della musica italiana in quel purtroppo breve arco che Luigi Tenco ha lasciato. Proviamo a smentire alcuni luoghi comuni su Tenco, cioè il fatto che fosse uno triste. Ma lo possiamo smentire in parte, diciamo più che triste sicuramente la malinconia faceva parte del suo mondo, del suo essere e io ho cercato di raccontarlo anche immaginando, inventando, ma non discostandomi tanto dalla realtà, anche un Tenco bambino, un Tenco diciamo osservatore del mondo e quando osservi il mondo con occhi attenti la malinconia non è difficile che salti fuori prima o poi. Il testo che lei ha pubblicato si intitola Il ragazzo che sapeva sognare, perché comunque Tenco è morto giovane, aveva 29 anni. Sì. Ecco. E ricordiamo durante un festival di Sanremo, eccetera. Sapeva sognare, anche le sue canzoni poi insomma ci portano molto cito Lontano Lontano perché è la prima che mi viene in mente, ad esempio, no? Ed è quella che chiude il libro. Ecco, vedi. Tra parentesi. Ma sì, sapeva sognare, sì, infatti diciamo un sottotitolo di questo libro potrebbe essere stato La Chiappanuvole, l'ho sempre immaginato, quando si guardi il cielo, no? E vedi le nuvole, vedi le sfumature, vedi i colori che cambiano nel cielo, non è difficile diventare sognatori. E lui, diciamo, questo suo modo di essere, poi chiaramente l'ha sviluppato nella sua arte diciamo di cantante. E io tengo a sottolineare anche di uomo o di ragazzo, diciamo, molto colto per il suo periodo, diciamo. Era un signore, Luigi Tenco, che conosceva anche la letteratura, che amava i poeti, a lui cari. Infatti in questo testo ho cercato proprio, diciamo, di musicarlo il più possibile. Quali erano i suoi riferimenti? Culturali di Tenco? Sì. Beh, ne aveva diversi, diciamo. Sicuramente aveva amato e letto Pavese. Dino Campana era un altro poeta che lui amava molto, Montale sicuramente, Baudelaire, sì, moltissimi sono chiaramente gli uomini, diciamo, di cultura, gli scrittori, i poeti, diciamo, che lui ha amato e che chiaramente in parte poi racconta anche, no? Attraverso molte delle sue canzoni. Lei citava prima le nuvole, no? Ma mi viene in mente un altro grande ligure che è De André, in cui un album proprio si chiama Nuvole. Grande amico, diciamo, di Luigi Tenco, è uno dei pochi fra gli artisti, mi pare insieme a Michele, che era un cantante dell'epoca,
e un altro che parteciparono poi ufficialmente al suo funerale, che li furono vicini, diciamo, fino alla fine in un certo modo, perché Tenco era molto scomodo in fondo, perché presumo, perché io non sono un biografo, chiaramente non ho fatto una biografia, non mi interessava, io ho cercato, diciamo, di raccontarlo attraverso proprio, mi sono immedesimato in lui attraverso proprio le sue canzoni e attraverso i poeti che lui amava, cioè quindi musica su musica ho cercato di aggiungere, diciamo, al testo. E quindi partendo proprio dai testi, dai suoi versi, Tenco scriveva i testi, cosa che adesso non necessariamente succede, appunto scriveva e cantava, quindi davvero nella sua opera di quelli che si chiamavano cantautori, appunto perché scrivevano sia la musica che il testo, esprimevano davvero il loro vissuto. Esatto, sì. Per di più era anche un notevole musicista, era anche un sassofonista di grande levatura, insomma. Quindi proprio nelle parole che con cui ho cercato di raccontare proprio sono piene di musica, perché era un omaggio, diciamo. Può farci un esempio, un paio, insomma, tra questi che ci sono, giusto per dare poi lo spunto di andare a cercare magari qualcosa? Ma possiamo vedere il Tenco come cosa ne pensava dell'amore, cosa ne pensava, diciamo, della relazione con l'altro sesso, diciamo, con chi ti stava vicino. È sempre stata molto sofferta la sua vita in questo, è sempre stata fatta, diciamo, di agganci e di abbandoni. Lui abbandonava o veniva abbandonato, diciamo, lui riconquistava una donna e, diciamo, in un qualche modo, diciamo, poi veniva messo in disparte. Questo è stato un pochettino ha avuto un rapporto piuttosto complesso, diciamo, esatto. Sicuramente, che ha condizionato sicuramente anche la sua esistenza, insomma. L'ultima, ricordiamo, la francese Dalida, giusto? L'ultima francese Dalida, insomma, che era in quel Sanremo. Che era in quel Sanremo, anche se non sono un biografo, ripeto, sembra, diciamo, che il suo grande amore fosse un'altra donna. Vabbè, non entriamo in questi risvolti. In questi dettagli, cosa ci propone? Ma propongo, diciamo, qualcosa sull'amore di Tenco, anche se sono tantissimi poi i punti che ho cercato di raccontare di questo artista, insomma. Quante facce ha l'amore? Ha il volto di una madre, la forma della terra, la luce di una nuvola, la carezza di un padre, l'abbraccio di un amico, lo sguardo di chi muore, il pianto di chi nasce, la voce di chi parte, il sorriso di chi resta. Ha due facce l'amore per una donna. Ha due facce l'amore di una donna, e nel mezzo corrono uragani violenti o brezze gentili, bugie e verità, fedeltà e tradimenti, risa e pianti, estasi e disperazione. E mille parole volano, mai e poi mai, ma perché, lo giuro, per sempre ti amo, solo me, sei innamorato quanto volevo delle coccole, una carezza mi bastava, credimi, fidati, baciami, lasciami, solo tu, senza di te mi pensi, mi manchi, dammi tempo, sei la vita, mi uccidi se... Quante parole fa dire l'amore, quante frasi buttate al vento in nome dell'amore, quante notti non ti lascia dormire, quanti sogni ti lascia sognare. Gioca con te l'amore e tu non sai se dirgli sì o no. E questo è testo direttamente di Tenco o una sua rielaborazione? No, questa è la mia relazione, questa riprendendo da diverse, diciamo, sue canzoni. Infatti, perché c'erano degli echi. Sì, sono prese dalle sue canzoni, chiaramente. Io, come fanno, diciamo, gli autori quando devono trattare, diciamo, un personaggio, devono cercare di diventare un pochettino Tenco, di medesimarsi dentro Tenco. Non mi è stato difficile, perché un po' la visione della vita, sia del mondo esterno, sia perché è anche interessante il rapporto che aveva con la società, per cui è sempre stato molto critico, non l'ha mai data vinta quasi nessuno. Le poche volte che ho dovuto chinare il capo poi sono stati dolori per lui. Penso che anche un pochettino, secondo me, la fine, diciamo, che poi gli è toccata sia stata dovuta al fatto di come lui giudicava e si sentiva giudicata da una società che non capiva. Ed eravamo negli anni 60, nell'epoca del boom, dove bisognava per forza essere felici ed ottimisti. E lui questo non riusciva, diciamo, a sentirlo pienamente, perché si confrontava poi con una realtà che era ben diversa. Certo, dove magari
il resto della musica proponeva molta leggerezza e spensieratezza, esatto. no? I favolosi anni 60 sono anche questo, mentre gli anni 60 di Tenco sono molto più, diciamo, combattuti interiormente. Esatto. È molto introspettivo lui, però allo stesso tempo è anche un osservatore della realtà. Lui fin da piccolo, ci sono delle canzoni molto belle, lui dice: nel mio paese vedevo passare file di soldati, siamo alla fine, diciamo, della seconda guerra mondiale, no? E lui dice: io gli facevo un semplice ciao, in quel momento che facevo ciao a queste truppe che passavano, no? Silenti, silenziose, tristi, io diventavo soldato come loro. Ha sempre avuto questa forte empatia con la realtà e la quotidianità. È per questo, secondo me, che si diventa poeti, scrittori e cantanti di quella, diciamo, di quella levatura. E allora, Luigi Tenco ha 50 anni dalla morte, giusto? Esatto. 50 anni esatti, nel mese di febbraio. Luigi Tenco, un ragazzo che sapeva sognare, edizioni Alba, grazie a Alfredo Stoppa che ha scritto questo testo. Grazie per la presenza. Grazie a voi. Grazie Alfredo, adesso dovremmo avere, un altro ospite, grazie di nuovo, un altro ospite nella nostra scaletta c'è Aldo Pavan, sì, che sta arrivando, sempre in diretta in questo pomeriggio speciale, eccomi qua, sempre alla mia destra, Aldo Pavan che ricordo abbiamo incontrato anche l'anno scorso, eravamo però in una postazione molto distante, sotto un tendone, adesso insomma siamo a prescindere dal tempo. Benvenuto Aldo, buona giornata. Grazie a voi. Allora, chi guarda su Rai 3 la trasmissione Geo, insomma Aldo Pavan già lo conosce in qualche modo, giusto? Sì, abbiamo fatto un po' di documentari per loro, sì. Sì, una mezza dozzina, sì. Mezza dozzina, ecco. Sì, fino ad ora. Corti, no? Sì, stiamo producendo anche altri, sono corti. Quanto corti? Allora, per Geo stiamo lavorando sui 25 minuti. Mentre per altre trasmissioni della Rai andiamo anche sui 12, quindi sono tutte storie più o meno legate alla difesa dell'ambiente, al rispetto della natura, a un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura attenta a non inquinare e soprattutto un'agricoltura che è legata anche al concetto del biologico. Quindi i nostri corti hanno questo taglio qua. Ecco, gli ultimi posti o anche i prossimi dove state lavorando, ci racconti qualche posto, qualche quello che vedremo questa sera qui alle 6 sono due corti che abbiamo realizzato. Uno lo abbiamo realizzato in Valsenale, se riguarda la più importante transumanza delle Alpi, perché ed è anche la più alta, protetta anche dall'UNESCO. Sono 3.000 pecore che attraversano i ghiacciai, si passa per il grande ghiacciaio di Similaun dove è stata trovata la famosa mummia, certo. E poi si scende dall'altra parte. Poi l'altro documentario che vedremo qua questa sera è un documentario legato alla foresta indivisa della Val di Fiemme che ha come centro Cavalese, e questa foresta millenaria è patrimonio comune, quindi un bene comune della comunità, ed è un concetto abbastanza importante perché oggi si parla di bene comune e viene dal Medioevo questa idea e questa gestione attenta del patrimonio boschivo ha fatto sì che si salvaguardasse la natura, ovviamente. Questi sono i due che vedremo questa sera, però abbiamo lavorato anche all'estero. Cioè, ad esempio dove? L'ultimo che è andato è in Bhutan. Nel regno, siamo zona Himalaya, giusto? Siamo in Himalaya, siamo stati a girare un documentario che riguarda la vita delle popolazioni di alta quota, quindi molto legate poi anche alla tradizione religiosa, profondamente legate alle... Mi ha citato 3 posti di montagna. Sì, la montagna è una cosa che però adesso posso dirvi anche che abbiamo fatto altre cose, per esempio l'ultimo che andrà in onda penso già la prossima settimana o appena dopo, e riguarda una piccolissima isola africana che è l'isola di Sao Tomé, dove si produce Da che parte siamo sulla cartina? Siamo a occidente, siamo praticamente di fronte al Camerun, per capirci, nel Golfo di Guinea. Ok. E lì si produce un preziosissimo cacao, perché è un cacao che è legato anche all'idea di ecosolidale, è un cacao molto prezioso perché è legato all'importazione che è stata fatta della pianta originaria del cacao, quindi dell'Amazzonia, ancora all'inizio dell'Ottocento, e lì si è conservata solo lì questa pianta del cacao, che è una pianta autoctona che era presente solo in Amazzonia, e noi abbiamo fatto un documentario sulla produzione di questo caffè, di questo cacao. Di questo cacao, appunto, che poi magari riusciamo anche ad assaggiare prima o poi. Sì, certo.
il compito suo, giornalista, fotografo, videomaker, è comunque raccontare, no? Io ricordo da bambino, quando vedevo i documentari di Attenborough, giusto per citare uno dei grandi, che si rimaneva, ma si rimane tutto affascinati da anche ad esempio da National Geographic piuttosto che altre produzioni internazionali, si rimane affascinati dalla qualità delle immagini e dai dettagli che si vedono. Immagino poi tutto il lavoro di pazienza e di tempo, perché noi magari vediamo 2 secondi, 3 di un primo piano, ma per arrivare a quel primo piano quanto tempo ci vuole? Ci vuole molto tempo, perché oggi sappiamo che la qualità dell'immagine, la cosiddetta fotografia in senso lato, è fondamentale per legare chi guarda il documentario, per legarlo alle emozioni che si vogliono dare. Questo è il concetto di base, quindi un buon racconto, una bella storia da raccontare va supportata con delle immagini che siano all'altezza, quindi bisogna cercare le luci migliori, il momento favorevole. Ovviamente si cerca di lavorare soprattutto con le luci dell'alba e del tramonto, che sono quelle più morbide, quelle che permettono di avere una maggiore tolleranza rispetto alla qualità dell'immagine. E poi l'altra cosa estremamente importante è quella di dedicare proprio del tempo, quando si è sul posto, per cercare tutte quelle immagini che magari sono appena fuori dalla storia, ma sono legate in maniera che fanno il secondaria, contorno, che fanno no? il contorno, ed è fondamentale dedicare del tempo anche a quello. Nella costruzione di un corto, che poi cortissimo non è, appunto, perché 25 non è cortissimo, poi quanto pesa nella costruzione del racconto l'immagine, quanto pesa il testo, quanto pesa la musica e il suono di ambiente? Beh, è una bella domanda, ed è una delle questioni, è uno dei nodi della produzione del documentario, proprio questo, il bilanciamento tra queste, soprattutto le 2 componenti, che poi alle prime 2 si appoggia l'audio, si appoggia il sonoro. Però bisogna far parlare sia le immagini che far parlare il testo, e non bisogna che il testo sia preponderante, altrimenti lo trasformiamo, è troppo raccontato, rischiamo di trasformarlo in un servizio giornalistico e non ha più quella forza documentaristica, che il racconto dovrebbe uscire anche in gran parte dalle immagini che parlano, quindi meno parlati, perché abbiamo 2 tipi di parlato. Abbiamo il parlato di coloro che tu incontri per strada e che fai parlare, e poi abbiamo anche noi, nel nostro caso, abbiamo anche uno speaker, no? Una voce fuori campo che ci accompagna. Allora l'equilibrio tra queste componenti diventa fondamentale. Poi, come tu dicevi, la musica è quella che dà il tocco finale. Quando si fa il montaggio bisogna decidere dove e come mettere la musica, che serve a sottolineare i passaggi narrativi tra una situazione e l'altra. Quindi per arrivare a 25 minuti quanto tempo ci vuole? Mediamente. Di girato? Partiamo dal girato, ecco. Non ho mai calcolato veramente quanto tempo, però adesso si ragiona in gigabyte, una volta si ragionava a nastri. No, ecco. Siamo sui 500 giga che si portano a casa, attorno ai 500 giga. E poi ci vogliono almeno 3 settimane per il montaggio, sui 25, ma per andare molto veloci. Si parte, immagino, con un'idea, certo. L'idea però si trasforma strada facendo. Sicuramente, è corretto. Si parte da un'idea, si scrive una sceneggiatura di base, con la RAI si lavora prima proponendo un soggetto, poi sta a noi registi. Io faccio il regista, ma anche faccio il videomaker, quindi faccio anche le riprese, poi sono accompagnato da altri che mi aiutano, che possono essere amici, oppure mio figlio per esempio mi aiuta, mia moglie anche. Si parte da un'idea di base e dopo, esaurita, diciamo, una volta sul campo, bisogna adattare questa idea di base, perché molto spesso ovviamente la situazione che si prevede non si verifica sempre. Non la conosci, non puoi fare tutto Facciamo dei sopralluoghi, certo. Perché quando si lavora in Italia è importante fare un primo sopralluogo e vedere com'è il posto nel quale si andrà a girare. Si fa un sopralluogo completamente senza strumentazione e si va un po' a costruire la storia. Una volta che si è costruita la storia, si torna a casa e si butta giù la sceneggiatura.
Aldo Pavana, allora, lo vedremo questa sera alle 6, 2 dei suoi corti qui in auditorium alle 18, oppure su Geo, su Rai 3. Oppure Grazie. potete andare anche sul mio sito, certo, www.aldopavan.it. Perfetto, grazie per la presenza. Grazie a voi, è stato un Grazie. piacere. Buona grazie. giornata di nuovo. Allora, 16:33 minuti, un pomeriggio che scorre via. Per fortuna io oggi parlo poco, parlano molto i miei ospiti e il prossimo si sta già affacciando con CD alla mano. Non ho i mezzi per farlo sentire. Benvenuto a Paolo Perin. Ciao. Giusto? Ciao, benvenuto Paolo. Grazie. In postazione. Allora, parliamo, c'è anche un po' di sole che ci fa socchiudere gli occhi. Ecco, per fortuna non dobbiamo fare foto. Calzini clandestini, case chiuse, ed è questo lavoro appunto che presenti qui, insomma, è una delle tue produzioni, se non altro l'ultima, immagino. Maglietta dei Ramones, ecco, giusto per chi ci vede. È per disorientare chi ci Sì. vede, perché non c'entra nulla. non c'è niente. Purtroppo, mi viene da dire. No, allora, questo è in realtà il primo disco che facciamo, anche se è da molto tempo che suoniamo in varie formazioni, siamo in 4. Ci sono io, poi c'è Nicola De Pellegrini alla chitarra e alla voce, Mattia Magatelli al contrabbasso e Paolo Calegaro alla batteria. E la formazione è di recente formazione, nel senso che si è formata nel 2015. Proveniamo tutti 4 da ambienti un po' diversi, c'è Mattia che viene dal jazz, Paolo Calegaro dal rock blues e noi che veniamo da una specie di swing che facciamo insieme a un altro gruppo che si chiama I Lunatici. Insomma, una contaminazione positiva. Perché calzini clandestini? Allora, c'è un riferimento a Vinicio Capossela, che io amo molto. È una sua canzone che si intitola Il paradiso dei calzini, che parla dei calzini spaiati che passano miglior vita e si ritrovano in un posto. Che è uno dei misteri della vita che non riuscirò mai a capire. Anche stamattina ne parlavo con mia moglie e ne sono rimasti stamattina 4 da una lavatrice, va bene. Ma però c'è 2 sono riuscito ad accoppiarli da una precedente. C'è un'ottima strategia, quella di usare spaiati, nel senso usarli uno di un tipo e uno di un altro, e così si riesce a farli incontrare. Perfetto. È un'ottima, se vuoi una volta mi parlarne è con tua successo moglie, uno puoi blu, uno anche... nero. Di andare in giro con uno blu, uno nero, ma non avevo alternative. Va bene. E poi clandestini perché, come ho detto una volta a un giornalista che ci ha intervistato, è perché non abbiamo passione per le appartenenze, ecco, non ci piace essere incasellati e così. Infatti il disco racconta di storie, diciamo, abbastanza minimali, più che di eroi si parla di antieroi, uno dei quali è anche raffigurato nel CD, che è Remigio Prodigio, che è il meccanico della mia Vespa. E è un po' una specie di... Anche se non è a bordo di una Vespa? No, è una motoretta, quella del nipote. Ah, ok. È una specie di Don Chisciotte moderno, che attraversa i tempi facendo poco rumore, nel senso ne fa a livello di... forse di motori, però è uno che faceva bene il suo lavoro e che lo fa con passione e così. E dunque si parla di questi personaggi un po' minimali, diciamo, ecco. Di storie che avete visto, insomma, no? Che avete incontrato, che avete... Allora, i testi che ho scritto, ce ne sono alcuni che parlano di storie vere, alcuni vagamente autobiografici, anche se non mi piace trattare le cose in modo diretto, mi piace farci un po' il giro, e ce ne sono alcune totalmente inventate, oppure alcune tipo Non importa, che parla di un minatore, è una storiella che ho trovato in un piccolo trafiletto di un giornale, che parla di un minatore che di giorno faceva il minatore in una miniera di carbone in Ucraina e di sera dipingeva. Dunque questo contrasto tra un lavoro faticoso e il dipingere un'arte fine. E una sera decide di dipingere sua moglie tutta nuda. Questo quadro fece il giro del paese e tutte le donne di questo paese ucraino vollero farsi ritrarre allo stesso modo. Infatti vengono citate, no? Alina, Tatiana, Ludmila, Bogdana, Borislava, Svetoslava, eccetera, eccetera. Questo è il brano Non importa. Leggo nelle note, registrato per Direttissima il 23 luglio 2013, tipo un processo, il processi per Direttissima. Allora, chi ne capisce qualcosa di registrazione e non certo infatti noi...
Abbiamo registrato in modo folle, nel senso che abbiamo registrato tutti assieme live in un garage per 11 ore filate. E questo perché volevamo dare il senso della dinamicità della musica, e questo ovviamente ha portato anche a una qualità di registrazione un po' diversa dai soliti dischi che si dalla sentono. pulizia perfetta. Esatto, non è stato usato nessun mezzo per correggere la tonalità della mia voce, infatti si sentono anche qualche sbavatura. Qualche sbavatura, però fa parte di quello che volevamo dire con questo disco. Esatto, e poi quando c'è live, anche i grandi, quando si esibiscono live si sente che sono bravi, ma non è esattamente perfetto. Allora, calziniclandestini.altervista.org per trovarvi, immagino anche su Facebook. Sì. Ok. I calzini clandestini. I calzini clandestini, quindi cercate questa prima è autoprodotto? Assolutamente certo, autoprodotto. Esatto. Beh, come è stata autoprodotta la registrazione? Avremo qualche data adesso in estate, suoneremo anche qui a Treviso, all'Osteria Canova, il 6 luglio, poi avremo altre date a maggio, ma le potete trovare tutte online, insomma. Allora, esatto. Calzini clandestini, grazie a Paolo Perini e al Grazie resto della banda. Le case chiuse, ma speriamo aperte, perché vedo nella copertina dei panni stesi, tanto per restare sul tema. E se hai notato non ci sono calzini. Non ci sono calzini perché sono clandestini. Sono tutti spaiati. Grazie Paolo, buona giornata. Grazie a te. Grazie. Ciao. Grazie al nostro, allora ascolteremo i calzini clandestini. 16:40, come siamo precisi con la tabella di marcia, talmente precisi che c'è l'ospite previsto alle 16:40. Grazie ancora a Lisa e Elena che proseguono, prego. Quindi siamo a Romeo Scarpa, Comitato Storga, quindi siamo in casa praticamente, giusto? Siamo in casa. Per chi non è trevigiano, ci ascolta dal resto del Veneto, lo Storga o la Storga? La perché è femminile, come la Piave è femminile, sì, giusto? Tendenzialmente l'acqua è madre. L'acqua è madre, ok. E infatti anche il latte è femminile in dialetto, in alcune zone. A casa mia invece lo si dice al femminile. È femminile il latte. Chissà, anzi no, si capisce perché il latte è femminile, è evidente perché è femminile. Allora, Storga è uno dei fiumi di Risorgiva, della provincia di Treviso, che nasce esattamente in che punti? Allora, i fiumi di Risorgiva non nascono in un punto, cioè perché i fiumi di Risorgiva, come anche il Sile, che da un punto di vista, voglio dire, anche toponomastico, si dice che nasce a Casacorba di Vedolaga, ma in realtà i fiumi di Risorgiva nascono lungo tutto il loro corso, perché le risorgive è un fenomeno spiccatamente del nostro territorio, in cui praticamente l'acqua che arriva dalle montagne, dalle prealpi, si immerge sottoterra attraverso il materasso di ghiaia, poi quando incontra i sedimenti più fini e impermeabili verso la laguna riemerge, e quindi abbiamo queste cose caratteristiche che molti credo non abbiano mai visto, in cui si vedono delle zone in cui la sabbia ribolle e ci sono proprio a livello del fosso ci sono quest'acqua che risale. Allora, la particolarità di tutto questo processo è che l'acqua, facendo un percorso di parecchie centinaia di chilometri, viene sostanzialmente filtrata, o al meglio, lo era filtrata un tempo quando non avevamo buttato nel sottosuolo tutta una serie di materiali, ed era lo stesso sistema che usavano i veneziani, voglio dire, per riutilizzare l'acqua piovana, perché l'acqua, una volta non c'era mica l'acquedotto a Venezia, e quindi loro creavano sui campi praticamente delle postazioni interrate rivestite d'argilla, convogliavano tutti i pluviali all'interno di questi campielli, l'acqua passava attraverso lo strato di sabbia ed era difesa dall'acqua salsa dall'argilla, e dal pozzo poi potevano tirare su l'acqua da bere. Ecco, sono i pozzi che sono i pozzi, tant'è che c'era il piovan, e il piovan era quello che poi doveva andare in caso di acqua alta a chiudere la caditoia per evitare che l'acqua salsa entrasse ad inquinare il pozzo, perché quindi allora noi la cultura dell'acqua ce la siamo giocata, ce la siamo perduta, perché siamo sostanzialmente senza memoria. E allora una delle cose più drammatiche e
io che sono presidente della sezione di Italia Nostra di Treviso l'ho ricordato anche in consiglio regionale quando sono stato per la Pedemontana, è che noi non ci rendiamo conto della drammaticità della situazione dell'acqua, che ancora nella nostra provincia è abbondante, però stiamo già parlando di una situazione che, e lo vedremo in questa estate, diventerà una situazione di crisi. Abbiamo già l'Adige che è in situazione completamente problematica, col cuneo salino che risale. Ne leggevamo questi giorni proprio, mi pare, sul Mattino di Padova, c'era la fotonotizia di alcuni ponti riemersi dalle secche, ponti distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì. Noi siamo in una crisi, secondo me, che non percepiamo in maniera adeguata. Il cambiamento climatico, che a livello di altolocato viene negato, invece è già non solo è già in atto in maniera rilevante, e ci avviamo a spostare la linea della desertificazione. Noi qui adesso stiamo coltivando ulivi, tra un po' gli olivi si sposteranno, in collina, e il prosecco si sposterà in Germania, secondo me. La crisi dell'acqua quindi è una crisi fondamentale, meriteremmo, e noi che ne abbiamo sempre avuta molta qui nel Trevigiano non ci rendiamo conto e ci pare impossibile, e tant'è che l'abbiamo spesso osteggiata. Noi abbiamo fatto un giro sulle risorgive del Musestre la settimana scorsa, e anche qui dietro, proprio a pochi centinaia di metri, c'è la risorgiva dell'Imbraga, che è lo stesso un altro fiume di risorgiva che alimenta il Sile, che è stata sostanzialmente massacrata da anni di lavori per sottopassi, per gasdotti, e lì si è intervenuti con pesanti iniezioni di cemento per stagnare, per cementare quest'acqua che nasce. Allora, quando una popolazione, non capisce che l'acqua andrebbe rispettata e si ostina a fare degli interrati, in zone che si chiamano fontane, non mi pare molto intelligente. Cioè, nel senso, oltre ad aver costruito dappertutto nel Veneto, abbiamo anche costruito nei posti peggiori e anche contro la topologia, quindi siamo proprio degli artisti. Allora, noi adesso, per tornare al Parco dello Storga, questi sono 67 ettari. Non è un parco cioè non è un bosco originario come poteva essere il bosco di Olmè, un residuo, un relitto. È un bosco che è stato costruito, c'erano dei campi di mais, in un certo momento, per opera della provincia, di gruppi di cittadini, è stato deciso di creare un parco urbano, un bosco. Il progetto è stato portato avanti da un gruppo capitanato dall'urbanista dalla Torre, e si è poi completato in una maniera un po' incerta, però insomma adesso abbiamo un patrimonio tutto sommato che è molto sentito e molto vicino ai trevigiani. Purtroppo, tra la crisi della Del Rio che ha sotterrato la provincia, tra il fatto che per le amministrazioni, soprattutto provinciali, ci sono prima le scuole, poi le strade, perché per asfaltare le buche delle strade io credo che spendano 1 milione di euro. Per fare la manutenzione del Parco dello Storga ne servono 6.000 di euro all'anno, non centinaia di migliaia di euro. Allora noi come associazioni, siamo Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, Gruppo Storga, altri cittadini, abbiamo detto: guarda, non chiediamo soldi, non vogliamo soldi, vogliamo essere autorizzati ad entrare e vogliamo fare il lavoro. Lo facciamo, il lavoro in manutenzione concorderemo come farlo, faremo delle visite guidate in questi giorni per portare le persone, perché siamo avere 50.000 o non so quanti visitatori arrivino qui e vedono un giardino all'italiana tagliato perfetto, e poi dietro 2 passi, sì, ma più che la foresta, che potrebbe essere anche simpatico, avere il degrado, perché si tratta di vedere tavole marcite, cioè sono alcune passerelle giusto spaccate, distrutte. Allora c'è un altro anche concetto, secondo me in questo progetto un'area seminaturale dovrebbe essere lasciata anche un attimino al suo stato, nel senso, in un giardino come questo, asfaltato, tutta l'erbetta tagliata, quando entro in un percorso tipo questo dello Storga, allora è corretto garantire alle mamme con le carrozzine, ai disabili, a tutta una serie di persone una percorribilità minima. Poi il resto, se ci sono delle zone umide, siccome questa è la particolarità di questi posti, è essere umide, è inutile fare delle passerelle in legno per camminarci sopra, che poi marciscono.
Se uno vuole andarci ci va con gli stivali, questo dovrebbe essere il minimo altrimenti ti lasciare che la natura faccia... ti metti nella condizione di non fare delle opere che non sei in grado di mantenere e che in più sono deturpanti. Fare un parapetto per proteggere il bambino dalla caduta in un fossetto di Risorgiva è una cosa che farebbe ridere i nostri nonni, perché loro andavano a pescare le anguille. Adesso c'era acqua in quei fossi, certo. Adesso voglio dire non c'è acqua, i bambini non hanno forse mai visto né il fosso né l'acqua né l'anguilla, ma lasciamoli, al massimo se cade si bagna, cioè allora siamo passati da un eccesso all'altro, quindi noi chiediamo e andremo io mercoledì a un appuntamento col Presidente della provincia per portare questa istanza. Allora, anche su questo, il Presidente Marcon, l'ultima volta che io ho presentato questa lettera con le associazioni lo scorso marzo, lui, prima che io facessi questa proposta, ha detto ma io non voglio che vadano a lavorare lì i migranti. Ma io non ho chiesto di andare a lavorare lì con i migranti, sì. Io ho chiesto di andare a lavorare lì. Poi, se vengono i migranti, se vengono i bianchi, i leghisti, a me basta che lavorino. Certo. E ritengo che però sarebbe utile, e abbiamo già avuto dei contatti con delle cooperative, in cui anche i migranti che sostano inoperosi fuori delle nostre, suscitando tanto scandalo, io non ci vedrei un grande fastidio. Però siccome non voglio mettermi nel dibattito polemico con questa cosa, voglio dire, io faccio finta di non aver sentito questa cosa e rinnovo a Marcon l'interesse a fare delle cose, perché a me non interessa fare una questione politica sulle migrazioni e questo la faccia lui, la faccia il suo partito. A noi interessa che il Parco dello Storga sia mantenuto, quindi questo è il nostro obiettivo e noi quindi siamo qui non per chiedere soldi, non per chiedere, voglio dire, chiediamo solo di poter tutelare un bene comune, questo è quello che tuteliamo e chiediamo alle persone, ai cittadini trevigiani e non, che si rendano partecipi di questa cosa. Qui è questione di non essere più clienti, qui non siamo clienti, questa è roba nostra e quindi su questa roba nostra abbiamo il diritto di pensare, discutere come va tenuta, perché su questo si può discutere, abbiamo il dovere di metterci anche 2 lire, 2 euro, quello che è da fare, ma secondo me una provincia ricca come la nostra, che non riesce a tirare su 10.000 euro all'anno per questo parco, non ci credo. Io credo, e Rete Veneta mi ha già dato la disponibilità, ma penso che in una serata tiriamo su i soldi. Ma il problema, io non voglio i soldi sono il meno. Io voglio che questo entri come un patrimonio della gente, che non deve più solo lamentarsi, ma deve venire con una forbicetta in mano a vedere le sue cose, a capire, a discutere. Sentirlo proprio. Allora, se una cosa tu l'hai vista, la senti propria, dopo fai fatica. Te ne prendi cura. Fai fatica a perderla. L'ultima cosa, Romeo, prima di passare al prossimo ospite, abbiamo detto i lavori, certo, la cementificazione già fatta, quella in corso tuttora, citato la Pedemontana, insomma, che taglierà in 2 proprio l'area centrale dove passa l'acqua sotto di Risorgiva. Questi 6 mesi, a parte le piogge di questi giorni, ma sono stati 6 mesi di siccità pressoché totale. Quanto si è visto in questi fiumi di pianura? Allora si è visto tantissimo, tant'è che quando il Consorzio di Bonifica Piave qui ha fatto un intervento di secche ed è durato una settimana e il Consorzio Piavesella ha sforato, si sono seccati tutti i fossi di Via delle Acquette qui a Treviso. Che si chiama Via delle Acquette, non a quindi caso. Non via desertica, morendo tutti i pesci, cioè c'è stato un mezzo disastro. Allora, io e il Sile era in una condizione penosa. Se voi andate a Casa Corba di Vedelago a vedere il fontanasso della Coalonga, restate spaventati, nel senso che non c'è più, non esiste più. Allora, adesso si sta pensando di drenare, di portargli acqua in maniera artificiale, ma quando tu una Risorgiva porti l'acqua in maniera artificiale è già deceduta, cioè perché l'acqua dovrebbe arrivare da sotto, non che tu la porti con una pompa. Allora la gravità di questa cosa non è a livello ambientale assoluta, perché non si tratta solo di dire ho il fontanasso perché c'è l'acqua,
ma portarla a secchi non è la stessa cosa di vederla venire su da sottoterra. Venire su da sottoterra vuol dire che è una ricchezza. Portarla con una pompa o con altri sistemi vuol dire che sto artificiosamente creando e un prendendola teatro. comunque da un'altra parte. Ma perché... sì, ma sto facendo un teatrino, sto facendo una Venezia di cartongesso, sto facendo questo. Allora, su questo voglio dire, e io ribadisco al Consiglio regionale, ho detto che hanno messo 300 milioni di euro di tassa sulla pedemontana. Secondo me, se fossero coraggiosi, dovrebbero metterne 300 milioni di euro anche di tassa per il risparmio dell'acqua in agricoltura, che è un grosso problema, e dove l'acqua viene sprecata ancora con le canalette e non con l'irrigazione goccia a goccia, perché noi siamo abituati ad averne troppa. In Israele o nei deserti dove l'acqua ne hanno poca, voglio dire, stanno bene attenti, e noi siamo uno tra i paesi dove che l'acqua la paga pochissimo. Mentre poi sappiamo già, che chi vede, che nei prossimi 50 anni le prossime guerre saranno per l'acqua. Ecco, questo è quello. L'ultima cosa che volevo segnalare è che noi, sempre come associazione, il 7, allora abbiamo intavolato una questione sulla pedemontana, il 7 faremo una biciclettata sempre sulla questione della pedemontana, che sta arrivando nei nostri territori, nella zona di Altivole, Fanzolo, e lì c'è stato un nostro socio che sui giornali si è messo di traverso perché c'è il problema del pagamento degli espropri, c'è tutta una serie di questioni. Noi abbiamo il problema ambientale, quindi il 7 maggio noi saremo a fare una biciclettata che parte da Montebelluna e arriverà sempre a Fanzolo di Vedelago, e poi per andare a vedere a Barcon, vicino alla Tomba Brion, dove arriva tutta questa questione. Allora, io credo che, e lo testimoniano anche le persone che vengono alla fiera, che ci sia una grande sensibilità a livello ambientale. Adesso bisogna riuscire a creare una massa critica che incida sulla politica, perché la politica, destra, sinistra, centro, alti, bassi, magri, tendenzialmente quando sono al governo cercano di non volere il parere né delle associazioni né dei cittadini. Delle manovre ultime anche sulla valutazione di impatto ambientale, sul consumo del suolo, sono pessime notizie e arrivano sia dalla regione di Zaia sia dai governi di Gentiloni. Quindi noi siamo equidistanti e giudichiamo i provvedimenti, diciamo che sono tutti abbastanza pessimi. Allora, intanto invitiamo chi non lo conosce a visitare il Parco dello Storga, a dare anche una mano per quanto possibile, in modo che sia davvero patrimonio di tutti. Grazie Romeo Scarpa, buona giornata. A voi, arrivederci. Grazie. Dunque, allora l'invito, siamo quasi verso la chiusura della nostra diretta, abbiamo spazio per un ultimo ospite che invito sempre a sedersi alla mia destra, biblicamente è il posto migliore di solito, alla mia destra. Eccoci qui. Allora, Germano Garatto dell'associazione Edusa di Lampedusa, che citavo proprio all'inizio. Allora, due parole sulla vostra associazione, Germano. L'associazione nasce da un'esperienza che a Lampedusa si sta facendo da alcuni anni, di ospitare gruppi di persone, adulti oppure anche giovani studenti, che chiedono di venire a Lampedusa per capire da vicino e da dentro cos'è il fenomeno delle migrazioni. E venendo a Lampedusa scoprono che è tutta un'altra storia rispetto a quella che loro si sono immaginati o che hanno costruito dalle informazioni ricevute, soprattutto tramite i media. E ecco, quindi è un approccio alla realtà dell'isola attraverso, da una parte, la visita ai luoghi. Lampedusa è una isola piccolissima, 10 km per 2, però ricca di tantissima storia, perché è un'isola che fin dall'antichità è sempre stata attraversata come ponte nel Mediterraneo, e quindi ben prima dei Romani, ancora un punto d'approdo, insomma, un punto di approdo, di rifornimento d'acqua, eccetera, per chi navigava. Voi proponete dei percorsi turistici alternativi, nel senso che certo c'è il turismo, perché Lampedusa è anche un luogo turistico, sì. Anzi l'economia di Lampedusa si basa soprattutto su quello, sulle spiagge splendide, sulle spiagge splendide che ha. In 20 km quadrati però si può fare altro.
pur essendo un territorio piccolo. Sì. La nostra proposta non è specificamente turistica, è piuttosto culturale, perché d'inverno ovviamente non si può usufruire del mare, ma si può usufruire dei profumi, dei colori e soprattutto si possono incontrare i lampedusani che d'estate sono tutti occupatissimi nel turismo, perché i 4 mesi estivi sono i 4 mesi che danno da mangiare a tutti quanti. E quindi d'inverno invece c'è la pausa e c'è la possibilità di incontrare persone molto interessanti. Ed è questa la parte che colpisce di più il visitatore, conoscere la gente di Lampedusa, che vive in questo spazio piccolissimo e lontanissima dall'Italia, perché sono 250 km dalle coste della Sicilia, e quindi vuol dire 12 ore di nave per qualsiasi tipo di rifornimento, però un'ora di aereo da Palermo, quindi diciamo ci sono 3 voli al giorno da Palermo d'inverno e più alcuni voli infrasettimanali da Catania, quindi i collegamenti ci sono, non è un problema. E quindi ecco, questa è la... Dove vi troviamo su internet? Avete un riferimento? Non ancora, perché stiamo cominciando. Ora siamo stati invitati alla Fiera Quattro Passi prima ancora di essere pronti. Benissimo, allora è un battesimo importante. E abbiamo un indirizzo email a cui chiedere informazioni e dove dal quale possiamo inviare i programmi futuri. Ecco, possiamo darlo. Edusa.aps, Associazione di Promozione Sociale vuol dire, quindi edusa.aps@gmail.com. Grazie allora Germano Garatto, attendiamo la costituzione ufficiale e allora magari arrivederci a Lampedusa. Grazie per l'intervento, buona fiera. Grazie a Germano. Allora noi siamo praticamente in chiusura del nostro spazio, di questo esordio di Radio Quattro Passi Futuro al Lavoro, 12ª edizione della Fiera dell'Economia Solidale e Sostenibile. Domani ci sarà un'altra diretta streaming, non diretta radiofonica, perché Blu Radio Veneto ha dato il via ben volentieri a questo spazio quotidiano. Domani solo sul sito www.quattropassi.org e poi anche per tutte le altre giornate, lunedì 1 di maggio, sabato 6 e domenica 7 maggio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo primo pomeriggio insieme. Da Mirko Cavallin a voi tutti, buon proseguimento.